Eccoci qua, Marco Fabbro, questa volta il rigore l'hai voluto buttare dentro a tutti i costi, l'hai voluto penso tirare anche a tutti i costi per esorcizzare diciamo, quello precedente. Come vi sentite dopo un'esaltante partita come quella di oggi? La vittoria di oggi devo dire che è davvero fondamentale perché ci voleva, soprattutto per la classifica. Venivamo da un mese difficile dove eravamo stati condannati anche un po' dagli episodi, forse eccessivamente, però oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra di carattere, secondo me. Cosa vi ha fatto fare questo tipo di reazione? Perché qualsiasi altra squadra, penso, dopo un 2-0 subito in questa maniera qua, difficilmente avrebbe trovato la forza di ribaltare il risultato. Sai, quando magari ti trovi con l'acqua alla gola, tiri fuori energie che pensi di non avere e noi sul 2-1 ci abbiamo creduto e l'abbiamo portata a casa. Perciò partita preparata bene durante la settimana? In settimana devo dire che abbiamo lavorato bene, a cominciare da mercoledì abbiamo interpretato bene l'importanza del momento. E niente, molte volte quando si lavora bene poi i risultati si vedono. Oggi avete sentito anche il calore, forse ancora più che noi in casa, dei tifosi che incitavano anche sotto di 2 gol. Hanno sempre continuato a incitare. Sì, devo dire che i tifosi veri ci hanno incitato. Molte volte devo dire che forse ci troviamo meglio fuori casa che non in casa, però... come si dice, qualche imbecille c'è sempre, no? No, non voglio usare termini. No, li uso io, però dico che forse fuori casa ci sentiamo un attimino più rilassati. Dobbiamo avere la tranquillità di giocare e speriamo che questa vittoria ce la dia. Allora, concludiamo con la prospettiva di domenica prossima del derby, su quali sono le vostre aspirazioni, al di là che si cerca sempre la vittoria, però bisogna anche stare un po' coi piedi per terra, primo non perdere. Esatto, noi sappiamo che la classifica è molto corta, ma adesso abbiamo 29 punti, dobbiamo farne 7 sicuramente. Dobbiamo al prima possibile salvarci e dopo facciamo altri calcoli. Comunque partite come quelle di oggi sono un'iniezione di fiducia e di autostima che penso che meglio di così non si poteva. Certamente. Oggi perdere avrebbe significato veramente complicarci la vita, invece questa vittoria ci farà lavorare senz'altro meglio in settimana. E penso anche che ve lo siate meritato, diciamolo, insomma. Sì, perché comunque nell'ultimo mese tante volte abbiamo anche sbagliato, però siamo stati condannati eccessivamente dagli episodi. E oggi magari abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che tante volte ci è mancato. Bene, grazie. Grazie a te, ciao.